Allora, 2008, vai tu, 2008. Allora, 2008, un'altra svolta. Esce il tuo quarto album, Prendere o lasciare. Prodotto da... l'amore. Prodotto da Gigi D'Alessio. Prendere o lasciare. Giusto, prendere o lasciare. Allora, questo qua praticamente diventa, infatti viene invitato a Buona Domenica e inizia ad entrare un po' in un altro tipo di salotto, non più neomelodico, ma A parte che secondo me neomelodico, a me non mi suona bene, cioè perché neomelodico? C'è musica napoletana, poi ognuno definisce, perché sta stufatta sempre? Perché neomelodico è un... Cioè, una nuova melodia, sì, vabbè, però... No, allora, diciamo che la storia vera che non tutti conoscono è che questo termine è stato inventato... La Calebre. No, ma Non perché lo fa forse no? Ah, poi io faccio via su responsabilità, ma non è, vabbè. ma Calebre, vabbè, ma non ci Sì, sta sì. perché non... Per distanziare magari qualche artista dalla musica napoletana, dalla diciamo, musica quella napoletana, classica, quella moderna, però diciamo più... un artista importante all'epoca e ancora oggi, differenziarlo, ecco, capito. dalla massa, e si è creato questo termine che tra l'altro se poi lo analizziamo non è nemmeno offensivo. perché neomelodico è pure Eros Ramazzotti. Infatti, neomelodico deve essere una nuova melodia, no? Cioè, Quindi potrebbe essere... voglio dire, no? Quindi, vabbè, quindi non c'è... Però è stato ghettizzato, quindi ma ormai quando dici neomelodico pensi subito ai capelli fonati e gli occhiali. Sta scherzando. vabbè, però- Allora, cioè, ma boh, No, allora vogliamo non sapere pensi questa alla ce ne tua fotto esperienza. proprio, ma non ce ne fotto proprio. Noi abbiamo Questa una tua esperienza a Buona Domenica. buona domenica. Una bellissima- Chi presentava Buona Domenica? All'epoca stava Bettarini. Ah, me lo ricordo senza capelli come noi, praticamente. Come noi, tu stai pure senza capelli come noi. Stefano Bettarini e Paola Perego. Ah, E la ricordo. cosa bella è che dopo un po', dopo la prima esibizione, dove lo share salì, diciamo, andò molto molto bene la mia esibizione, richiamarono in produzione, in quel caso alla GGD, e chiesero di nuovo la mia presenza. Bellissimo. E dopo 2 settimane andai lì. proprio casa tua. Vabbè. Poi addirittura perché mo a questo punto pensa, io ti sto dicendo qui in diretta delle cose che non ho mai detto, bellissimo. quindi le saprete In voi esclusiva. qui, Esclusiva, e bellissimo, chi grazie. sta seguendo oggi questa trasmissione saprà delle cose che nessuno ha mai saputo. Bello. Loro mi volevano anche dopo la seconda, volevano addirittura la mia presenza fissa a questo punto. Dissero lo vogliamo fisso in TV da noi a Domenica 5 si chiamava, adesso Domenica Live, a Domenica 5 lo vogliamo fisso. Però poi questa cosa non fu accordata perché ero in promozione e c'erano altre cose da fare, insomma, e la produzione decise e ritenne opportuno che questa cosa non andasse in porto. Vabbè, alla fine non sì. andasse in porto, Ho capito. perché c'erano altri programmi, altre cose. Vabbè, Cioè, tu volevi tutte le domeniche, cioè, come si Tutte dice, le domeniche, fisso, a mi Genova il rivutato, cioè i fatti parlano, alla fine possiamo Sì, dire quello no, che a vogliamo Venezia noi. si dice così. Cioè, alla fine i risultati ce lo sapevi, cioè quello non c'è sta niente da l'ho fare. fatto nel 2008, penso un po', ho Bellissimo, fatto io me la Domenica ricordo. 5 io che Stasera per dire- che erano proprio le prime puntate di Domenica 5, perché prima Bellissimo. esisteva Buona Domenica. Buona domenica. Poi vabbè, qua c'è stata praticamente poi vabbè, sarai ospite pure a Radio DJ con Sì. la trasmissione Pinocchio. Potevo dire sempre un'altra cosa di RTL 1025 perché ho visto una cosa sempre sulla Sì, tua pagina. Dopo torniamo pure a quella. Poi nel 2010, mio caro Mr. Bullo, che Sì, succede? vabbè, abbiamo saltato la sua partecipazione dillo. con il presidente Nino D'Angelo alla festa di Piedigrotta. Sì, Dove ha portato La Prima canzone, ce la ce la sa. fai sentire un pezzettino di questa canzone? Sì. Andrea, un po' di bianco, prima ce la sa, perché io non l'ho mai sentita, sono sincero. Ah, così live. Così, Ah. sì. Prima ce la sa così, regalamela pochi bene, non fa niente che mi fai morire. Con te voglio fare ancora amore, fatti fa questa fotografia, che mi rimane appeso cuore tutta la vita mia. Grandissimo Rosario, però non l'avevo detta sta cosa, che prendere e lasciare... Ah, qui ce l'abbiamo proprio.
Poi all'ultimo ci fu la serata a Piazza Plebiscito con Nino D'Angelo e cantammo tutti insieme. Che bello, che bello. La cosa che non avevo letto bene. Con che a Piazza Plebiscito già ho cantato 3 volte. Vabbè, da te io mai, non so, ma questo posso dire con te, pure se vengo, Sì, faccio finta che suona la no, chitarra. dai, dai. Vengo pure io. Allora, la canzone Prendere o lasciare viene proposta quotidianamente come sigla in una rubrica all'interno della trasmissione Pinocchio su Radio DJ, cioè tutti i giorni si sentiva il pezzo. Sì, no? sì, sì, non sì. avevo capito questa cosa qua, l'avevo letta solamente. E poi tra l'altro è nata adesso. una bella amicizia con la Pina di Radio DJ, con Emiliano Pepe il marito, e quindi li saluto anche perché loro sono, può essere che ci seguono perché loro sono appassionatissimi della musica napoletana proprio. Oh, che bello. Cioè, la Pina ascolta non solo me, ma tutti i cantanti napoletani. A lei, sì, altro che Radio DJ. Lei, bello. a lei piace proprio questa musica qua. Un'altra cosa che non avremmo mai saputo. No, me lo dico io. Una cosa che non so. Nel 2010, mio caro Mr. Wood, che Sì, succede? esce il tuo nuovo singolo trasmesso in tutte le radio, Il mio spazio nel tuo tempo, Sì. che poi diventerà un album con 7 brani inediti. E questo anche qui per un pelo, pensa un po', quando uscì questo disco, Il mio spazio nel tuo tempo, arrivò 16° nella classifica nazionale FIMI. Caspita. Cioè, quindi, ma E per una posizione, se era 15° andavamo in tutti gli autogrill d'Italia. per un Hai capito un po'? Cioè, Non ti preoccupare, che prossimamente io già so io dove ti vediamo prossimamente, ma mussendo proprio. A parte che dicono una cosa che dicono tutte, da Finizio, da Salda Vince, Mare Nazionale, dice che noi portiamo fortuna. Pensa, ti racconto un aneddoto, con Gigi Finizio facemmo il pezzo, Gigi Finizio a Sanremo, Salda Vince facemmo il pezzo, Salda Vince a Sanremo, Mare Nazionale facemmo il pezzo, Mare Nazionale a Sanremo, ti giuro, Bello. veramente, mo pensi che... Lo sai, fanno pizza. No, vabbè, il pezzo ci sta in programma, non siamo capaci di beccarci con Checco che è super impegnato, ma l'amma fa assolutamente. Lo faremo sicuramente. Assolutamente. Allora, il mio spazio nel tuo tempo. Questo arriva anche a Milano, vero? Abbiamo il video noi. questa cosa. Sì, questo qua poi feci la presentazione in tutta Italia, andai alla Mondadori di Milano e veramente trovai un'affluenza di gente che non c'era nemmeno a Napoli, c'è la cosa bella, Allucinante. Vabbè, incredibile, che soddisfazione. incredibile. Queste sono le grandi soddisfazioni della vita. Ma noi abbiamo il video, Andrea, di questa qua, del mio spazio nel tuo tempo, sì, se non erro. No, Ludo, no, non c'è. l'avevo Le sotto- canzoni Ok, che- allora abbiamo che nel 2011 esce il singolo L'amore che mi dai. Cioè, Sì, ci dovrebbe essere il video, giusto? L'amore che mi dai abbiamo fatto il video. No, io sì, perché poi io l'ho fatto tutta questa ricerca, l'ho fatta io. Quando ti chiamai, che ti dissi pure i tuoi cantanti. L'amore che mi dai c'è. Ok, certo. la sentiamo. Poi voglio chiedere un'altra cosa a Rosario, prima che mi scordo, se ci vediamo tra poco. Sta chiamando Francesco, sta chiamando. Sta chiamando. Oh, dopo ci
Club Dogo, Rosario, Signorita. Tu mi fai morire. Discoteca, fuori orario, stesso club, Club Dogo e Rosario. Guarda che bomba che è lei, sulla pista sembra la cubista ma è meglio di lei. Quando entri la gente si gira, mi gira la testa, comincia la festa. Vorrei che stasera fosse infinita e poi via con te signori, via con te. Lo stesso club, così non va. La gente è sempre la stessa. Ordinerò altro champagne, poi vediamo come va, ce ne andiamo via di dall'alto qua. di quei tacchi con un soffio lei tocca il cielo e lo stiletto del cuore trafitto al solo pensiero. Voglio che sei tutta per me, Sono mia, e lo sarai. signorita, dai, Come vai. fuoco, signorita, illusione, maraviglia. Quando parli tu es la vida e io quiero morir. Nelle onde di capelli come il mare voglio annegare su quella pelle di seta, le stelle fammi vedere. Niente domande o risposte tra noi, solo noi. Non chiedermi niente di te solamente. Come fuoco, signorita, illusione, maraviglia. Quando parli tu es la vida e yo quiero morir. Lei mi fa, lei mi dà, lei lo sa. Signorita squisita, che tal? Lei mi fa, lei mi dà, lei lo sa. Yo quiero morir. Brindiamo alla fine del mondo perché ti assicuro che questo tu sei. Per stare con te anche un altro secondo darei tutti i soldi e tutti i sogni miei. Sei talmente bollente che la tua bocca mi scioglie il ghiaccio nella vodka. Ti apro la portiera, ti apro la cerniera, facciamo serata alla nostra Lei mi maniera. fa, lei lo sa. Signorita squisita, che tal? Lei mi fa, lei mi dà. Yo quiero morir. Come fuoco, signorita, illusione, maraviglia. Quando parli tu es la vida e yo quiero morir. Lei mi fa, lei mi dà, lei lo sa. Signorita squisita, che tal? Lei mi fa, lei mi dà, lei lo sa. Yo quiero morir. Eccoci qua, un pezzone. Noi ormai abbiamo una cultura esagerata, però io devo leggere. Allora, questa qui è tratta da Fortemente, che è l'album del 2012, giusto? Yes. Sì, che oltre a Senorita aveva un pezzo bellissimo che poi, vabbè, fra poco vi faremo vedere. Io sono andato a vedere su YouTube 6 milioni e mezzo di visualizzazioni. Ma ci rendiamo conto quanta gente. Cioè, Sì, ti amo sì, e sì. ti penso un tormentone incredibile, ma una cosa allucinante, veramente troppo bello questa cosa qua. E l'esperienza con il Club Dogo, com'è nata? Ne parlavamo Io in privato? Feci un concerto a Milano. A un certo punto la Pina non manca mai ai miei concerti, quindi viene sempre. E dopo il concerto andammo a cena insieme e c'erano i Club Dogo. Sì, loro mi fecero ascoltare un po' delle cose che stavano preparando in anteprima. e io avevo questa canzone che era in preparazione per all'epoca il nuovo disco, Che dovevi cantare da solo? che dovevo fare con qualcuno che ancora stavamo scegliendo e stavamo vedendo. Loro l'ascoltarono e dissero veramente è molto molto bella questa canzone e ci modifichiamo qualcosa, il testo, addirittura il testo è di Pina, della Pina. Questa cosa qui sì, me la ricordo. Sì, Sì, il sì, testo è della Pina di Radio DJ, fece lei il testo e facemmo questo esperimento e devo dire che la fusione delle nostre voci era una cosa molto simpatica e ecco, tornando a prima, anche innovativa come cosa, era molto molto bella e moderna
E niente, è nata questa amicizia, poi facemmo il video, anche questa è stata un'esperienza molto molto importante, perché poi tra l'altro i Club Dogo dopo hanno diciamo duettato con Biagio Antonacci. Hai portato fortuna pure tu allora, secondo me. Sì, perché sì, erano forti, ma mo cioè, hanno pigliato il volo proprio. Ma sicuramente diciamo che loro a Milano sono fortissimi, già lo erano e poi sono diventati ancora più forti. Però sicuramente è vero che a Napoli Grazie a te, un pubblico che non i sapeva Club nemmeno che Dogo esistevano. Sì. Cioè, devono, infatti. hanno avuto un po' ancora più, ecco, credibilità. La gente è cominciata a Chiamiamola ingolosirsi. così. Infatti. Sì, con Ma chi poi sono questi questa Club Dogo? canzone. Sono andati a cercare magari su YouTube, hanno scoperto anche altre canzoni, grazie a te. E poi sui Club Dogo c'è di tutto, poi su internet, quindi scopri che sono seguitissimi. Che bello, Sì, che bello. sì, sì, E invece, Rosanna, un'altra cosa che ti volevo chiedere. Allora, questo pezzo, Ti amo e ti penso. Sì. Sai com'è nato, per esempio? Tu sai com'è nato? C'è nato da... Allora, tu mi credi se ti dico Che una è, cosa? è geniale, sta canzone è... Mamma mia. C'è un turmondone incredibile. Male. Prendere o lasciare. Ti amo e ti penso. Sono 3 brani che... Cioè, i 3 successi di questi dischi che sono usciti sempre all'ultimo. Al 90esimo. Sempre all'ultimo. Noi, cioè, Checco, Sergio, insomma, e quant'altro, facciamo le canzoni, comincio a fare i provini, poi ti amo e ti penso, ad esempio, non c'era, non esisteva, Cioè, avevamo il disco oh. all'ultimo, è uscito Ti amo e ti penso, Wow, bellissimo, no? C'è destino quando... subito. Mamma mia. Prendere o lasciare non esisteva proprio, noi avevamo tutto il disco finito, poi alla fine esce Prendere o lasciare. È come la torta, cioè cose belle per No, per la fine. è una cosa che ha Checco, insomma. Forse Perché si rilassa un attimo. deve Ciò prima, che è ecco, finito, deve poi- prima carburare, deve prima, non so, operare, ecco, e poi man mano, come si dice a Napoli, l'alleri viene rugo. Vai, vedi. E quindi Vai, pure che se la escono sempre sapevi. all'ultimo e Ti amo e ti penso. Non posso mai scordare, giustamente, è stato per il pubblico amore a prima vista, perché io così, insieme a Checco, misi su YouTube una clip di 20 secondi, 30 secondi, insomma, un po' del ritornello. Che non ce la faci più, le la fa sentire qualcosa. E le visualizzazioni Panico. veramente arrivarono alle stelle, e là già abbiamo poi capito che Ti amo e ti penso era destinato a diventare un successo. Esagerato, pure a livello... E Ti amo e ti penso, cioè, non abbiamo fatto Canale 5, non abbiamo fatto Italia 1, non abbiamo fatto niente. Cioè 6 milioni e mezzo di visualizzazioni. Non abbiamo fatto niente. E Ti amo e ti penso è scoppiato esageratamente. Poi dopo tanto tempo lo cantammo con Gigi all'Arena Flegrea. Ah, sì, questa cosa qua pure